Consiglio comunale infuocato per discutere dell'area ai Pili, le lacrime di Brugnaro, agisco sempre per il bene di Venezia eppure continuate ad attaccarmi. Incidente mortale domenica pomeriggio a Venezia, poco distante da Treporti. Un carpentiere 49enne di Canareggio, esperto conoscitore della laguna, ha perso la vita. Decine di attivisti hanno acceso fumogeni da sopra la Basilica di San Marco, rotolando striscioni in piazza. Erdogan non sei il benvenuto, bombardi i curdi. Carnevale, volo dell'Angelo, il numero massimo dei 20.000 che ha fatto scattare la chiusura della piazza è stato raggiunto qualche minuto prima dello spettacolo. È giusto selezionare, ma non sia una selezione di classe. Venezia non deve diventare una città per i ricchi e i poveri guardano da fuori. Parole del presidente Luca Zaia. Appello del comune dei Mestrini che frequentano il parco Bissuola, si sostengano le attività dei volontari per sottrarre il quartiere al degrado, dicono. Basket, una partita sudata contro Brindisi ma che ha visto la vittoria orogranata. Ora si pensa alla sfida di mercoledì contro gli spagnoli di Estudiantes. TG Venezia, ben trovati, l'avete sentito dai titoli in apertura, in primo piano le lacrime, niente meno che del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro. Allora sentiamo nel dettaglio qual è stato il motivo di questo conflitto, non soltanto interiore. Vediamo. È questo il conflitto di interesse? Quale? Ho ristrutturato negli anni scorsi, ho ristrutturato a spese mie e Tagliaccio, con enormi risorse private, mie e del mio ex gruppo. Qual è il conflitto di interesse? Che ottengo in modo furbesco come si vorrebbe far pensare. Vergognatevi, lo dico io. Lo dico a voce alta, altissima. Si commuove il sindaco Luigi Brugnaro di fronte al Consiglio Comunale, convocato in seduta straordinaria su richiesta delle opposizioni per discutere del futuro dell'area dei Pili. Accusato di conflitto di interesse, il primo cittadino si difende orgogliosamente, negando con decisione qualunque coinvolgimento personale nei progetti per quella zona, affidata come il resto delle sue proprietà al Blind Trust recentemente costituito. Tutto quello che ho fatto è stato per il bene della città da molto prima di diventare sindaco, afferma Brugnaro, dal restauro della Misericordia a quello della scuola del vetro Abate Zanetti, a tutti i milioni che ho investito in perdita sulla Reyer. Da sindaco, come avevo promesso, farò di tutto per creare sviluppo e favorire gli investimenti privati sul nostro territorio. Purtroppo ogni volta che si deve sviluppare una progettualità nuova scatta una sorta di gara a chi riesce a intestarsi il merito, fra virgolette merito, della battaglia contro. Un triste elenco di oppositori, spesso ricco di figure sfocate, che poco o niente hanno mai fatto per ben figurare nella loro vita e nelle loro attività. Non ci lasceremo fermare da queste persone, promette Brugnaro tra gli applausi dei tifosi della Reyer che assistono alla seduta. I progetti su quell'area andranno avanti. Mi auguro che da questa discussione si confermi l'intenzione di presentare progetti e piani di valorizzazione per il recupero dell'area dei Pili, al fine di un suo disinquinamento e di un suo sviluppo all'interno del quale, io spero, vogliono inserirci il nuovo Palazzo dello Sport, il più bello e moderno possibile. Adesso parliamo un poco di... Ecco, discussione in Consiglio che si è conclusa da pochissimo e con un colpo di teatro il sindaco Luigi Brugnaro ha successivamente abbandonato la discussione lasciando sulla sua poltrona vuota ma parzialmente la coppa della Reyer e dicendo non parlerete a una poltrona vuota, la mia poltrona infatti non resterà vuota, se vorrete parlare parlerete con la coppa stessa. E quindi successivamente il primo a prendere parola è stato Felice Cassone in una delle sue rare ed aggiungere presenze in Consiglio Comunale da quando fu sconfitto come candidato sindaco nel 2015.
Il primo a prendere la parola è il redivivo Felice Casson, in una delle sue rare presenze in Consiglio Comunale da quando fu sconfitto come candidato sindaco nel 2015. Che vogliamo il massimo della trasparenza, che non ci sia speculazioni su Porto Marghera, bisogna che i cittadini sappiano perché vogliamo fare bene, in maniera trasparente, secondo le norme che esistono e che vanno rispettate. Sulla stessa linea PD e Movimento 5 Stelle, che accusano il sindaco Brugnaro in maniera ancora più diretta. L'area in questione è altamente inquinata, quindi non si sa nemmeno, perché una vera opera di caratterizzazione non è mai stata fatta, su quali veleni ci siano sotto, e quindi io credo che è proprio l'area meno adeguata per sviluppare uno sviluppo immobiliare. È inaccettabile innanzitutto che il sindaco abbia fatto una promessa esplicita in campagna elettorale di non fare alcuna previsione, di non toccare assolutamente le sue aree nei pili. E in realtà adesso si è mangiato la parola con argomenti appunto attinenti alla sua squadra di basket. Il palazzetto va fatto, puntualizzano dai gruppi di minoranza, ma non in quella zona. Ipotesi che suscita l'ilarità dei tifosi orogranata presenti in sala. I cittadini sono tolti in giro. Io non faccio il costruttore, mi dispiace. E allora silenzio. Senza voler entrare nello specifico politico, io mi chiedo in tutti questi anni chi ha governato, chi è stato all'opposizione, cosa ha proposto effettivamente per questa città. E adesso lasciamo la pagina della politica cittadina, apriamo quella della cronaca con l'incidente mortale verificatosi nelle acque di Bacino San Marco nel pomeriggio di ieri, dove ha perso la vita un 49enne di Canareggio. Erano passate da poco le 13 quando domenica il barchino su cui si trovava Alessandro Tonini, 49enne carpentiere di Cannareggio, si è rovesciato nelle acque della Laguna Nord, poco distante dall'imbarcadero di Treporti. Sul posto i sanitari del 118 e i mezzi della Guardia Costiera, ma ormai per l'uomo non c'era più nulla da fare, fatali i traumi provocati dalla caduta in acqua. Ancora sconosciute le cause dell'incidente al vaglio della Capitaneria di Porto. Secondo una prima ricostruzione sembra che non ci siano stati impatti contro bricole o corpi estranei. L'ipotesi più probabile al momento è che a causare il rovesciamento dello scafo possa essere stata un'onda improvvisa, abbinata forse anche ad una velocità sostenuta dell'imbarcazione. Tonini però era un esperto navigatore e conosceva molto bene le acque lagunari e i pericoli. Un testimone a bordo di un vaporetto ha raccontato di aver visto che inizialmente è stato soccorso dagli amici che erano usciti in laguna con lui, caricato a bordo di uno dei natanti presenti e avvolto con delle coperte isotermiche. Tonini è stato poi trasportato all'imbarcadero dove sono giunti i sanitari del 118, ma nonostante i tentativi di rianimazione non ce l'ha fatta. Il 49enne era molto conosciuto in centro storico e soprattutto a Burano per la sua professione e passione. Solo 2 mesi fa, sempre a Venezia, c'è stato un altro grave incidente nautico. A perdere la vita, forse sempre per un'onda inaspettata, Fabio Gasparini, 18enne di Castello, anche lui esperto conoscitore delle acque lagunari. Tiratori scelti sui tetti mentre nel frattempo scendeva il volo dell'Angelo. È entrato nel vivo così il Carnevale di Venezia domenica mattina. Vediamo. Scende sotto il cielo limpido di Venezia l'Angelo del Carnevale 2018, accompagnato dalle note dell'Ave Maria di Schubert cantata da Luciano Pavarotti e Dolores O'Riordan. A volare dal campanile di San Marco è Elisa Costantini, studentessa 19enne di Burano. Privilegio conquistato dalla giovane avendo vinto il concorso delle Marie dello scorso anno. Sospesa nel vuoto, Elisa ha ammirato la città, la laguna, la sua Burano e una piazza di San Marco per la prima volta a numero chiuso. 23.000 i visitatori che hanno potuto superare i varchi intorno alla piazza, oltrepassando solo di 3.000 unità il tetto fissato di 20.000. 70.000 invece le presenze totali registrate in centro storico. Misure di sicurezza imponenti, con tiratori scelti e appostati sui tetti, pronti ad ogni evenienza, carabinieri, poliziotti, controlli ovunque. Uno spiegamento di forza imponente e a tratti appariscente, ma che non ha turbato lo svolgimento della festa. Le migliaia di visitatori in piazza hanno seguito col fiato sospeso il volo dell'Angelo Elisa, vestita in blu e rosso, fino al suo atterraggio sul palco del Carnevale.
E continuiamo a parlare di carnevale perché per mettere in moto la macchina della sicurezza sono state impiegati, pensate un po', ben 700 uomini delle forze dell'ordine. Ha funzionato alla perfezione la macchina della sicurezza per il primo volo dell'Angelo a numero chiuso nella storia della città. Debitamente informati, gli spettatori hanno cominciato a presentarsi ai varchi nelle prime ore del mattino, consentendo un afflusso ordinato. Alla fine nessuno è rimasto fuori. Il numero massimo di 20.000 che ha fatto scattare la chiusura della piazza è stato raggiunto solo qualche minuto prima dello spettacolo, nonostante gli arrivi in laguna durante la giornata abbiano sfiorato i 70.000. A ulteriori 3.000 persone è stato consentito di assistere ugualmente all'evento in Piazzetta dei Leoncini. Siamo molto soddisfatti del risultato, sia per lo svolgimento della manifestazione che come ogni anno puntualmente si dimostra molto affascinante e coinvolgente, ma soprattutto per quell'equilibrio che siamo riusciti a stabilire grazie a una procedura diversificata dei flussi, che questo ha consentito naturalmente avere un numero di persone congrue nella piazza e quindi una maggior serenità in materia proprio di controllo di sicurezza. Discreta quanto imponente la sorveglianza, tra le telecamere fisse puntate sulle diverse zone della piazza, quelle degli agenti in borghese impegnati nelle pattuglie a piedi e gli sguardi dei cecchini dei carabinieri posizionati sui tetti. Decine di persone sono state fermate dai militari e dagli uomini della Digos in una serie di controlli a campione che non hanno riscontrato alcuna irregolarità. L'impegno è stato poderoso perché parliamo di circa 700 operatori tra forza dell'ordine, SUEM e protezione civile, insomma tanti operatori che hanno prestato la loro opera per garantire la sicurezza in tutti i sensi. Voglio complimentarmi con gli organizzatori, le forze dell'ordine, la polizia locale, i veneziani e i turisti, ha commentato il prefetto Carlo Boffi. Tutti hanno fatto la loro parte per la buona riuscita della giornata. I disagi e le calche della festa veneziana del weekend precedente sono già un lontano ricordo. Diciamo che come tutte le cose nuove hanno bisogno di avere un inizio e quindi di essere poi tarate ancora meglio proprio per essere affinate. In merito al numero chiuso in Piazza San Marco è intervenuto anche il presidente di Regione Luca Zaia, che si dice d'accordo, però mette in guardia, attenzione, avverte a non fare un numero chiuso, ma un numero chiuso relativo a una selezione di classe, così. Oggi coniugare queste due necessità, la tutela dell'area marciana che è a massima tutela e il tema della sicurezza portano ovviamente a tornelli e a verifiche. E dico che Venezia comunque deve essere trattata come un museo e deve avere un numero programmato. Ovviamente non ci deve essere distinzione di classe, non è che Venezia deve diventare una città per i ricchi e i poveri guardano da fuori i tornelli. Visto che ci sono le nuove tecnologie, agevoliamo la programmazione e le visite, come si fa in un museo, come si fa quando si va al cinema che ci si prenota la poltrona, come si fa dappertutto ormai. È una banda di giovani, giovanissimi ladri, di più di trasfertisti e rapinatori a Venezia per il Carnevale. Banda di giovanissimi rapinatori, tra cui una ragazza ancora minorenne, tutti trasfertisti da Genova e da Modena, nazione a Venezia, per rubare durante il Carnevale. La banda, composta da 8 ragazzi, usava sempre lo stesso metodo. Un gruppetto si avvicinava con una scusa banale, poi uno strappava la collana dal collo della vittima. Se questa reagiva, il ladro, che diventava rapinatore, spruzzava uno spray urticante per avere il tempo di nascondersi tra la folla della festa. Questa modalità è stata messa in atto con 4 persone ed ha fruttato ai rapinatori ben 5 collane. A dare l'allarme e chiamare i poliziotti tra sabato e domenica le stesse vittime che hanno chiamato il centralino della sala operativa della questura, con gli uomini delle volanti che si sono recati immediatamente sul luogo delle rapine al Pala Expo. La polizia ha così individuato gli 8 ragazzi che hanno dichiarato di essere privi di documenti, ragion per cui sono stati tutti condotti in questura per l'identificazione. I minori, sentito il magistrato di turno, sono stati collocati in comunità. Protesta anti-Erdogan oggi a Venezia con un gruppo di attivisti che si è presentato questa mattina poco prima delle 11:30 con fumogeni e megafono per gridare la contrarietà all'incontro con il presidente turco, appunto Erdogan, in programma con Papa Francesco. Ogni volta che verrà in Italia non sarà il benvenuto, hanno urlato i manifestanti che fanno parte della galassia dei centri sociali del nord-est. Gli attivisti hanno occupato simbolicamente il loggiato della Basilica di
di San Marco, esprimendo tutto il proprio dissenso anche nei confronti delle più alte cariche dello Stato. Il presidente turco, il responsabile della repressione del popolo curdo e dei bombardamenti di Afrin, inaccettabile, è stato spiegato durante il presidio, alle mani sporche di sangue, così gli attivisti. La situazione è stata subito monitorata dalle forze dell'ordine, nessun problema allo Stato per l'ordine pubblico, anche se manifestare in piazza San Marco, lo ricordiamo, è vietato, quindi è probabile che gli autori del blitz saranno identificati dalla Digos e su di loro continueranno gli accertamenti. Appello dei mestrini che frequentano il parco della Bissuola all'amministrazione comunale per sottrarre il quartiere a degrado e microcriminalità senza privarlo però delle previste attività. Vediamo. Il degrado si ha quando un posto viene abbandonato. Alcuni cittadini della Bissuola si stanno organizzando in un comitato per cercare di invertire la tendenza che vede il parco albanese svuotarsi progressivamente di attività lecite per riempirsi di spacciatori e sbandati. La prima assemblea pubblica è andata in scena di fronte al teatro, chiuso ormai da 10 anni. I residenti ne chiedono la riapertura e quasi 1000 firme sono state raccolte per il ritorno degli sportelli decentrati dell'ufficio anagrafe. L'ufficio anagrafe serviva anche come presidio di legalità e tutto il centro civico serve come presidio di legalità, in quanto rappresentando anche l'unione tra i cittadini e le istituzioni diventa un punto molto importante, crea passaggio di gente, crea vita nel parco. Tra le altre richieste quella di una maggiore illuminazione all'interno del parco e del mantenimento della sede dell'associazione Arcobaleno, che l'amministrazione ha invitato a spostarsi a Campalto. Gli 80.000 euro spesi per abbattere i cubi non hanno sortito alcun effetto sullo spazio, sostengono i residenti, che anzi negli ultimi mesi è addirittura aumentato. Gli interventi di polizia da soli non servono, occorre ridare al parco la vitalità che aveva un tempo. Non è solo uno spazio verde dove passeggiare, è uno spazio verde attrezzato dove vivono e devono continuare a vivere le associazioni, le attività sportive, la piscina, i campi da calcetto, da tennis, eccetera, che deve essere frequentato e che è frequentato da giovani, da anziani, da tutta la popolazione. Per questo ci siamo riuniti per difenderlo, per renderlo sempre più vivo. Cittadini furiosi a Mestre, vi diciamo perché dopo la pubblicità. Ben ritrovati con TG Venezia. Dicevamo cittadini infuriati a Mestre, accade nella centrale via Antonio da Mestre, hanno chiamato la nostra emittente perché documentassimo quanto accade nella centralissima via. Allora vediamo che cosa succede. C'è un via vai continuo e sempre un pericolo costante, come si può vedere i sanpietrini vengono via come se fossero di cartapesta, insomma è anche pericoloso perché qualche vandalo anni fa ha ben preso di sanpietrini e ha rotto anche le vetrate delle edicole. Siamo in via Antonio da Mestre, accanto all'ex Umberto I, e i cittadini protestano per le condizioni del viale che molti percorrono quotidianamente. Ogni giorno qui cade qualcuno. Testimone ne è il titolare dell'edicola, proprio a ridosso dell'albero. Qualche volta ho fatto venire anche l'ambulanza perché certe persone si sono fatte male seriamente. Una situazione che va avanti da anni. Sono 9 anni che stiamo dicendo queste cose, che la situazione del pavimento è peggiorata e speriamo sempre che arrivi qualcuno, ma non arriva mai nessuno. Ma non solo qui, anche qui davanti, se andate avanti questa strada il pavimento è dissestato, è pericoloso, è inutile mettere i cartelli strada pericolosa o dossi, ma bisogna fare il lavoro. Secondo un esperto l'errore è stato fatto alla radice in tutti i sensi. Io sono biologo e conosco bene questi alberi. Questo qui è un bagolaro, Celtius australis, meglio noto come spaccasassi, e difatti si è visto. C'è un tipo di albero che non avrebbero dovuto piantare in una stradetta come questa, ma in un giardino terrato. Avanti c'è un altro albero di un'altra specie con radici enormi, va bene, che è una paulovnia, hanno dovuto fare una iola apposta per la radice, quindi è un tipo di albero che non è adatto a questa strada, l'errore l'hanno fatto anni fa.
Era un alberello di 10 cm, l'albero ormai avrà una quindicina, una ventina d'anni. Io faccio un appello alle istituzioni che chiamino appunto l'assessorato competente e che al più presto prendano una decisione. È un lavoro molto, molto contenuto, però è da farsi al più presto possibile, insomma. Strada decisamente dissestata e poco sicura, dunque lo dico ad Antenna, lo spazio dedicato a voi, segnalateci i disagi, interverremo come sempre con un sms, con un WhatsApp al 351 175 53 40 o inviandoci una mail a redazione@antenna3.it o mandandoci un vostro messaggio alla segreteria al numero 0422 02 30 898. Ed adesso lo sport con il basket, una partita sudata, quella della Reyer contro Brindisi, ma che ha visto la vittoria aurogranata e ora si pensa a Estudiantes. Sfida fino alla fine, ma l'Umana Reyer ha avuto la meglio su Brindisi battendola 76-71 sul parquet del Palasport a Liercio nel match che si è disputato domenica alle 12. È una vittoria molto importante, è stata la partita che mi aspettavo, una partita contro una squadra in salute, in fiducia, che è venuta giustamente a giocarsi a viso aperto le sue carte non avendo niente da perdere. Devo dire che stiamo aumentando molto la consistenza difensiva con tutti i giocatori e questa è stata la chiave stasera perché l'attacco è stato molto altalenante. Grande prestazione di De Nicolao. Mi sento di spendere una bella parola stasera per Andrea De Nicolao, che credo sia stato se non il migliore, sicuramente tra i migliori in campo, sia per atteggiamento, attacco, difesa. Sta crescendo, sono contento perché si impegna molto. Forse complice la giornata di sole o l'inizio ufficiale del carnevale veneziano, pochi tifosi rispetto al solito erano presenti al Taliercio. Sarà fondamentale invece la loro presenza nella partita casalinga di mercoledì contro gli spagnoli, determinante per la qualificazione in Champions League. Sarà una partita dura contro un grande avversario, blasonato, importante, che si gioca anche loro la qualificazione e avremo bisogno. Infatti faccio un appello di tutto il nostro pubblico perché servirà un palazzetto caldo, ma molto caldo, per fare e trascinare i ragazzi perché, ripeto, si gioca fra 48 ore ma noi saremo nella stessa condizione dove si è visto che appunto Dei deve ancora sapere dove è arrivato perché non sa proprio dov'è. E adesso spazio alla nostra programmazione, vi ricordo dopo il TG di Treviso, appuntamento con 20:10, ospiti in studio il generale Mario Donnini, candidato per Forza Nuova, e Lorenzo Damiano, candidato per il Popolo della Famiglia. Subito dopo a seguire alle 21:15 Ring, la politica alle corde, in studio con Ferdinando Avarino per la puntata dal titolo Bomba Sociale, Pierpaolo Baretta del PD, Massimo Bergamin, Lega Nord, Federico D'Inca, Movimento 5 Stelle ed Enrico Bacchetti, Liberi e Uguali. Queste le notizie scelte per voi da TG Venezia, è tutto per questa edizione, allora vi saluto con le previsioni del tempo, arrivederci. Molto nuvoloso sul Triveneto con tempo in peggioramento col passare delle ore, vediamo insieme il dettaglio di martedì 5 febbraio. Sul Veneto cielo irregolarmente nuvoloso ma asciutto al mattino con ampi spazi soleggiati su Bellunese e Trevigiano. Dal pomeriggio prime piogge sui settori meridionali ma entro sera diffuse un po' ovunque. Vediamo anche le temperature, le massime saranno comprese tra 6 e 8 gradi, minime tra lo 0 e i 4 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Ampio soleggiamento al mattino con cielo poco o parzialmente nuvoloso ovunque, col passare delle ore più nubi ed entro sera piogge diffuse un po' su tutti i settori della nostra regione. Temperature massime tra 8 e 10 gradi, valori minimi tra -1 e 1 grado. Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Tempo in prevalenza stabile anche sulla nostra regione, qualche foschia mattutina possibile sui settori settentrionali, cielo poco o parzialmente nuvoloso altrove. Vediamo anche in questo caso le temperature, le massime saranno comprese tra 5 e 7 gradi, minime intorno allo 0.
Il mare sarà generalmente mosso, i venti invece saranno moderati orientali. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci!